Allora, stiamo facendo i vari casi di diritti inespressi, cioè tutti quei diritti che sono diritti però vanno richiesti, e quando si parla di soldi per pensioni che magari non sono così svettanti per gli importi diventa molto importante. Torniamo alla nostra segretaria di Venezia Bresolin, leggiamo prima un messaggio. Ringrazio lo SPI di Treviso per avermi fatto recuperare oltre 50 euro al mese sulla mia pensione, ho 74 anni e grazie, sono Anna di Castelfranco. Quindi vi ringrazio, beh dai, insomma una bella soddisfazione, grazie signora Anna di averci scritto. Segretaria Bresolin, a lei l'altro caso, abbiamo una situazione di una pensionata, sempre donna, tutte donne, sono quelle più attive. In questo caso sì, di nuovo. Allora, questa signora qui parliamo di un caso di mancato pagamento di 14esima. La 14esima è una mensilità in più che spetta sulle persone che hanno già compiuto 64 anni di età e che hanno una pensione mensile poco superiore ai 1.100 euro. Di solito, ecco, questa è una prestazione che viene erogata con un automatismo da parte dell'INPS. La signora nello specifico aveva avuto diritto a questa pensione, ma poi un anno ha ripreso a lavorare, quindi aveva avuto un altro reddito, il che gli ha fatto perdere il diritto a questo 14esima, quindi l'INPS non l'ha più erogata. La signora non l'ha più chiesta, è venuta da noi appunto per farsi verificare se poteva aver diritto a qualcosa in più rispetto al pagamento della sua pensione, e noi abbiamo visto che quel reddito che aveva fatto mancare il diritto alla 14esima non c'era più, e non c'era più già da 5 anni, e quindi dichiarando e sempre presentando all'INPS una richiesta abbiamo ripristinato il pagamento della 14esima e recuperato i 5 anni indietro. Quindi la signora si è portata a casa quei 546 euro in più di quella mensilità che viene pagata a luglio. Qui c'è una mensilità all'anno, non c'è un importo maggiore ogni mese, ma li ha recuperati per gli ultimi 5 anni. Poi questo importo non è uguale per tutti, perché se qualcuno prende la 14esima potrebbe anche dirmi ma io prendo di più, prendo di meno. Ecco, la 14esima non è uguale per tutti perché dipende anche dal numero di contributi versati, dalla tipologia di contributi versati, se sono da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, quindi ci sono delle variabili, e dal reddito che una persona ha. L'importo quindi si adegua alla situazione personale. No, infatti uno non ci va a pensare, però se viene sospesa l'erogazione della 14esima pensa che poi di non averne più diritto. No, invece in automatico poi non viene ripreso. La prima volta dovrebbe, dico dovrebbe perché non sempre succede, qualche volta può sfuggire, ma è una delle prestazioni che dovrebbe avvenire in modo automatico da parte dell'INPS nel momento in cui la persona compie i 64 anni, sempre che abbia una pensione, abbiamo detto prima, sono circa poco più di 1.100 euro al mese per averne diritto. Allora, un altro caso, ci spostiamo su Venezia, non perché sia competente Venezia, ma perché no, perché sono capitati da lei, noi. prego. Sì, allora, qui si tratta di della incumulabilità della pensione di reversibilità. Cioè le pensioni di reversibilità la cui misura è il 60% della pensione che spettava al coniuge quando è venuto a mancare, subisce in relazione ai redditi, può subire delle decurtazioni che sono del 25% se si hanno altri redditi superiori a 20.000 euro, del 40% se si hanno redditi superiori a 30 e rotti mila euro, e addirittura del 50% nel caso superiore. La signora aveva una decurtazione del 50% della pensione di reversibilità perché lavorava fino al 2000, e quindi aveva un reddito che superava, e la sua pensione di reversibilità veniva ridotta del 50%, 254 euro era quello che gli veniva pagato e 250 erano quelli che gli venivano trattenuti. Quando è venuta a farsi controllare la pensione, aveva detto: ma signora, ma lei fa sempre fa la comunicazione, faccio i redditi, e in questo caso non aveva mai però fatto la richiesta, perché come per la 14esima di prima, se l'INPS mantiene quella situazione in cui il reddito era quello in cui lavorava nel 2020, continuava a trattenerli anche per gli anni successivi, mentre lei era andata in pensione e non aveva più un reddito così alto, gli spettava intera la pensione di reversibilità. Anche qui abbiamo fatto la ricostituzione dichiarando naturalmente tutti i redditi,
chiedendo la ricostituzione. Lei è andata in pensione con la sua pensione del 2021, quindi ha smesso di lavorare alla fine del 2000, ha avuto 280 euro in più, quindi non veniva più trattenuta, diciamo, la quota di incumulabilità, e dei 2 anni e mezzo interessati ha portato a casa 9.325 euro. Chiaro. Che gli spettavano e che però non aveva mai chiesto di applicare correttamente all'INPS la questione dell'incumulabilità. Poi attenzione, 9.324,70 euro in blocco, Sì, quindi non è poca cosa, certo. Più 281 al mese, ogni mese, certo. ti cambia non poco No, l'esistenza, no, assolutamente direi. La reversibilità, anche questa va chiesta? È un diritto, sì, anche questo? come tutte le pensioni, come tutte le prestazioni previdenziali, sia quelle legate alla contribuzione che quelle assistenziali, la pensione di reversibilità è una prestazione previdenziale, viene liquidata su domanda, Quindi, degli aventi diritto, naturalmente. certo, quindi In questo caso il coniuge, ma possono esserci anche dei figli minori, possono esserci anche dei figli maggiorenni inabili a carico del quindi attenzione del defunto. anche agli aventi Quindi diritto. bisogna avere presente, poi ci sarà un caso appunto di un figlio che non era stato allora riconosciuto, che abbiamo fatto controllando la situazione e abbiamo recuperato una consistente. Dopo ci torniamo, quindi state molto attenti. Un altro messaggio: consiglio a tutti di far controllare la propria pensione, perché anch'io ho recuperato 4.500 euro più un'integrazione alla pensione, poco ma va sempre bene. Insomma, caspita, qui abbiamo i numeri che incominciano a venire fuori, quindi addirittura E non hai visto ancora niente. perché c'è ancora le cose maggiori. C'è a livello nazionale, vabbè, senza voler essere di parte, di una cifra massima che è stata recuperata? Avete qualche importante? Adesso c'è un caso dopo che lo vediamo, ecco, ma si tenga conto che grosso modo l'anno scorso in Veneto voto per pieno sono stati recuperati dal 1,5 milioni ai 2 milioni, insomma, ecco, nel senso che stiamo parlando di queste cifre. Ma lei che dentro il comitato dell'INPS vi odiano, votate le cose. Hanno un sacco di buoni motivi, però no, devo dire, no, certo, poi tra l'altro devo dire perché a vostro merito che vuol dire che fate un lavoro anche importante. Sì, ma voglio dire, adesso ci sono tante persone che non fanno domande, stiamo vedendo questi casi qua, insomma, perché proprio sono stati scelti appositamente, ma la dimensione è questa che ho un attimo detto, e stiamo sempre parlando di persone che si sono spontaneamente rivolte al sindacato, per valutare la loro posizione. Stiamo parlando di una roba che va tra 1,5 milioni e 2 milioni all'anno. Certo, sì, ma infatti sono belli importi significativi questo. L'altro caso, andiamo di nuovo con Bresolin, richiesta assegno al nucleo familiare, ovvero? Allora, questa secondo me è molto interessante, potrebbe riguardare veramente tante persone, e secondo me la signora Anna di Castelfranco, che ha scritto prima, si riferiva proprio a questa tipologia. Perché? Perché quando c'è un nucleo familiare fatto da un'unica persona, in questo caso si parla di una persona che è vedovo o vedova, quindi titolare di una pensione di reversibilità, ed è anche invalida, quindi ha una percentuale di invalidità del 100%, potrebbe aver diritto a un assegno al nucleo familiare per se stessa. Quando si parla di assegno al nucleo familiare, di solito si fa riferimento, o l'immagine che ci viene è quello della famiglia, quindi mamma, papà, o quindi marito, moglie. Sì, esatto. Ecco, in questo caso la cosa è diversa, il nucleo familiare è fatto solo da se stessi. Ovviamente la condizione, la ripeto, è quello di essere titolari di una pensione di reversibilità, e quindi il mio coniuge non c'è più. La mia pensione di reversibilità, dopo c'è un'altra particolarità, cioè deve derivare da lavoro dipendente. Questo poi è un altro particolare. E devo essere anche invalido. Nel caso in questione, quello che abbiamo citato qui, questa signora, anche qui di nuovo una donna, ma va bene così, non è venuta lei, è venuta il figlio, perché aveva presentato una domanda di
indennità di accompagnamento perché la mamma aveva dei problemi di salute non indifferenti, l'indennità di accompagnamento nel caso specifico non era stato concesso, aveva solo un'invalidità del 100%, che però non portava benefici economici alla signora. Ecco, quel verbale era relativo ancora a 4-5 anni prima e il figlio era venuto per presentare un aggravamento. Con quel vecchio verbale in mano dal figlio e vedendo che la signora era una signora vedova e non aveva un reddito che superava i 35.000 euro, che è il limite massimo per aver diritto a questo assegno al nucleo familiare, abbiamo presentato una domanda appunto di assegno al nucleo familiare per se stessi, andando indietro dei 5 anni e quindi facendo recuperare quei famosi 52, non mi ricordo 92. più, ecco 52,92 euro al mese per i 5 anni indietro. Portati a casa anche qui esentasse 3.333 euro per la signora. Ecco, di questi casi ce ne sono veramente tanti. Noi a Treviso abbiamo anche una buona consuetudine, quello di andare nelle case di riposo per prestare assistenza, consulenza a quelli che sono ricoverati. Lì sì, che uno non ci pensa, è vero? Infatti, sì, e lì ci sono veramente tantissime, soprattutto vedove, questo è il dato di fatto, ma anche vedovi che hanno un'invalidità sicuramente almeno del 100%, questo quasi sicuramente tutti ce l'hanno, anche perché se sono ricoverati, certo, evidentemente se sono in una struttura appunto un'invalidità ce l'hanno. E queste signore, questi signori vedovi che hanno questa pensione di reversibilità, quasi nessuno è a conoscenza della possibilità di avere quei 52 euro in più. Dicono sono tantissimi al mese, ma uno intanto si porta a casa magari 5 anni di arretrati se ha questa condizione da parecchi anni. Certo. Ed è una cosa che non è conosciuta. Però bisogna essere vedovi o vedove di una persona che percepiva la pensione. Esattamente, sì. Quindi titolari di una pensione di reversibilità derivante da lavoro dipendente. Che sia questo dipendente pubblico o dipendente privato non ha influenza, ma deve derivare da lavoro dipendente e lì lo si riconosce dalla categoria di pensione. Adesso non sto qui a specificare, certo, comunque questo è importante ricordarlo. Benissimo, allora adesso andiamo a un altro caso che ci illustra Carrer, sì, ed è l'errore di calcolo della pensione. Può succedere? Sì, può succedere e per questo è opportuno farle controllare, perché i diritti inespressi sono quelli su cui si deve fare la domanda. Questo è un caso di un errore nel calcolo della pensione. Nella nostra contribuzione nella vita di lavoro ci sono dei periodi che vengono riconosciuti con contribuzione figurativa, i periodi di malattia, i periodi di permesso, altri periodi donazione del sangue, altri periodi maternità sono riconosciuti come figurativi. E quando si va a fare il calcolo della pensione, quando si va alla pensione, gran parte dei figurativi non contano ai fini del diritto, cioè di raggiungere l'età o l'anzianità, però quando si va a fare il calcolo invece quella contribuzione deve essere considerata nel calcolo della pensione. Qui questo signore è venuto da noi, è un anno e